Il 17 aprile 2025 è stato approvato l'atteso nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dopo quasi 3 anni di attesa, questo nuovo accordo ridefinisce le modalità formative alle quali devono conformarsi le aziende, i docenti e i soggetti formatori. Non si tratta solo di aggiornamenti formali. Questi cambiamenti, infatti, hanno un impatto concreto sulla formazione svolta dai lavoratori, dai preposti, dai dirigenti, dagli RSVP, dagli SVP e non solo. Voglio citare innanzitutto 3 importanti novità. La prima riguarda l'organizzazione dei corsi. Il nuovo accordo è molto più rigoroso rispetto ai precedenti. Per ogni corso, infatti, sarà obbligatorio redigere un vero e proprio progetto formativo e prevedere verifiche finali di apprendimento ed efficacia. La seconda novità è l'introduzione di nuovi percorsi formativi regolamentati. Viene introdotto, novità assoluta nel panorama legislativo italiano, un corso obbligatorio in materia di salute e sicurezza per i datori di lavoro. Oltre a questo, finalmente, si normano gli obblighi formativi per chi opera in spazi confinati e per chi utilizza attrezzature particolari come il carro ponte. La terza novità riguarda l'individuazione di modalità di erogazione della formazione in e-learning e videoconferenza più stringenti. I requisiti delle piattaforme e-learning vengono regolamentati in modo molto più preciso rispetto al passato, così come vengono istituiti i requisiti per lo svolgimento della formazione in videoconferenza sincrona, modalità che è stata equiparata alla formazione in presenza fisica. Comprendere fin da subito i cambiamenti è essenziale per gestire al meglio la formazione aziendale, ridurre i rischi e adeguarsi ai nuovi adempimenti. Per tale ragione, oltre ad aver organizzato una serie di seminari di approfondimento, Vega Formazione ha pubblicato una serie di pillole grazie alle quali approfondiremo insieme le novità introdotte dal nuovo accordo sulla formazione, sulla sicurezza approvato il 17 aprile 2025.